E quindi come si chiama? Teste di nicchia. E perché? Perché mi fa sorridere, perché rimango intrappolato nei giochi di parole, perché vorrei che facesse sorridere anche chi entrerà in questo spazio, perché staremo nella nicchia delle nostre esperienze per far emergere quello che ci è sembrato interessante. E la nostra nicchia è la città di Palermo. E di cosa parleremo? Di piste ciclabili, ma anche di comunicazione della pubblica amministrazione. Di quanto sono grandi i tribunali e di come la trasparenza non debba essere invisibile. Io sono Gerlando G. Pilaro, sono un avvocato e sono una testa di nicchia. Io sono Andrea Borruso, mi occupo di analisi dati e anch'io sono una testa di nicchia.